Stringi, stringi. Che mi sento tanto Funari quando faccio questa cosa. Stringi, stringi. Perché voglio che si veda proprio bene. Don Bachi! E come va? Bene. Bene, sì, ci mettiamo qui. Emozionata. Allora, noi ci siamo conosciuti, abbiamo simpatizzato, perché io ho avuto la fortuna e l'onore di intervistarti, di fare una bellissima intervista che potete trovare tra l'altro sul canale di Mille Voci, dove ho ascoltato tutta la tua storia, ho avuto il piacere di poterti ascoltare una parte della tua storia. Ti seguo sui social, vedo che i tuoi libri vanno alla grande, che esce la storia, quindi sono molto contenta perché lui non solo è un autore di canzoni, un cantante, ma lui scrive anche dei libri, è un poeta, quindi questo si sente un po' anche dai testi delle tue canzoni, dall'intensità. Sono dei momenti di vita quotidiana, vissuti nel tempo evidentemente, che io poi riesco a raccontare non soltanto attraverso le parole, ma soprattutto attraverso le canzoni. Ed è questo che le rende un po' particolari, perché le mie canzoni hanno questo diciamo particolare, che sono dei piccoli film, va bene, che durano 4 minuti, 5 minuti, insomma, ecco, che tu segui come una trama di un film quando vai al cinema, insomma, ecco, la segui e comprendi il soggetto, il concetto di quello che è la storia, insomma. Ecco. Ed è per questo che è così difficile interpretare i tuoi brani, quello che scrivi, perché bisogna riuscire ad avere una capacità interpretativa importante proprio per questa intensità con la quale scrivi queste storie, sì. Poi, no? Essendo storie non costruite da uno che fa la professione di autore di canzoni, bensì, cioè io se mi chiedi di scrivere una canzone, al momento io non sono in grado di farlo perché dovrei raccontare qualcosa che non è mio, al momento inventato, e quindi verrebbe fuori qualcosa che non farei uscire peraltro. Ma io scrivo esclusivamente su impatto emozionale, ecco, se accade qualcosa che io ritengo che mi faccia vibrare, insomma, ecco, allora se riesco a raccontare quel fatto lì, sicuramente verrà una canzone assolutamente, insomma, degna di essere ascoltata, se non altro. Poi può piacere o no, ma sicuramente avrà la ragione d'essere, insomma. Assolutamente. Ecco. E quello che ci canti adesso è un brano che tanto, diciamolo subito, non è che lui canta e se ne va, cioè su questo non c'è dubbio, quindi adesso cominciamo così, sì. Poi vediamo che succede in corso d'opera, così ha detto il Turco, quindi io seguo le indicazioni. Posso dire una cosa? Prego. Riguardo a questa canzone che certo. Canterò adesso. Il brano si intitola Ali, che molti dicono Ali, ci canti Ali? No, non è con l'accento, ma è Ali. Ali, le ali quelle che hanno gli angeli praticamente, sì. Infatti questa canzone è dedicata appunto a quelli che fanno il mio mestiere, la mia professione, cioè soprattutto di autori di canzoni, che non ci si fa caso, ma uno che scrive delle canzoni soprattutto con il concetto che uso io di scrivere una canzone, sicuramente ha un merito grandissimo, perché a volte io ricevo dei messaggi, delle mail, anche sui social, eccetera, di persone che sono grate soprattutto a un certo tipo di canzone perché sono riuscite a godere di quei 3-4 minuti in maniera così intima e personale, per cui mi sono grato per questo. Ecco, io ho voluto quindi dedicare questa canzone a tutti coloro che fanno il mio mestiere, che sembra una sciocchezza scrivere un certo tipo di canzoni, ma alla fine siamo un po' come gli angeli che proteggono, diciamo, coloro che guardano dall'alto. E noi abbiamo qui il nostro angelo, Don Bachi!
perché quei nostri sogni li lasceremo qui, quei sogni frastornati da 4 soldi in giù, quei sogni un po' bambini fatti con il naso in su. Noi siamo quelli che esprimono per voi emozioni straziate o grandi ingenuità, con povere canzoni cantate un po' qua e là. Noi accendiamo il buio che azzurro si fa. Amici di tristezze o grandi nostalgie, pieni di tenerezze o azzurre fantasie che arrivano nel cuore e sfondano per te la porta dell'amore più impossibile che c'è. A generali e santi possiamo dar del tu, e al gioco del potere noi ci sputiamo su, e come San Francesco parlare si potrà con gli animali e i fiori d'amore vivo. Andiamo sulla luna chiudendo gli occhi, il mare lo inventiamo anche dove non c'è, bevendoci le notti per base di magia. Noi coloriamo mondi con matite di poesia, e i sapientoni sciocchi che chiamano retro la musica leggera per denigrarla un po'. Li troverò all'inferno quando ci scenderò, per dargli un po' d'amore io per loro canterò. Quelli come me Grazie. Fino all'inferno vuoi andare a cantare? Ah, sì, per gli scettici sì. Hai già deciso che... Per quelli che denigrano appunto chi fa la nostra professione.
con calma poi dovrai rivedere il video che ha fatto Gianni Turco mentre tu cantavi, c'erano dei grandi artisti della musica internazionale, le loro foto proprio che un video splendido, e poi tutti stranieri. E poi alla fine c'era una tua gigantografia con scritto Don Baghi, quindi guarda, ti ha fatto proprio un bellissimo omaggio, poi rubaglielo il video che ha fatto veramente un bel lavoro il Turco. Ha pagato! Non è vero! No, mi dovrai pagare te. Allora. Ecco, hai sentito che roba? No, però questa cosa mo lui l'ha detta, ma mi sa che te tocca, Turco. Perché adesso che cosa succede? Che il Turco è riuscito a convincere Don Bachi a fare un duetto con me. Quindi capite che deve volergli proprio tanto tanto bene al Turco. Però anche tu, Aldo, hai detto prima sentiamo come viene e poi decidiamo. E mi è andata bene anche questa volta, quindi io... Il vecchietto mio è guai a chi me lo tocca. Ma guarda ma quale vecchietto, ma guarda che giovanotto che abbiamo qua. E poi ti dirò che secondo me migliora con gli anni. Io dico seriamente, alla fine, alla fine sarò più bello di Marlon Brando, cavolo. Guarda, devo dire di sì, Marlon Brando non è che, voglio dire, alla fine della sua carriera, appunto, insomma, dicevo, sarò più bello. Tu sicuramente più bello. Alla fine sarò più bello io, sicuramente. Allora, ho avuto questo onore, questo piacere. Noi cantiamo insieme un grande successo di Don Bachi, un grande omaggio anche alla cantante che lo ha portato a Sanremo, sì. no? Assolutamente perché, sì. È un omaggio che io vorrei fare proprio a lei, a Milva. Sì, a Milva. Perché nel 1968 sarei dovuto andare a cantare questo brano in coppia con lei, poi per una serie di circostanze dovute appunto a diciamo una lite, ma insomma poi alla fine era semplicemente una divergenza di idee sulle royalties con Adriano Celentano. Lui mi fece estromettere e andò lui a cantare questo brano al posto mio. Io credo che se fossi andato io a cantarlo, questa mia canzone con lei, sicuramente avrei messo molta più partecipazione di quanta non ne mise Adriano, perché la canzone anche in questo caso racconta un momento della mia storia personale. Questo è un brano che io non avrei voluto cantare mai, perché era un brano che avevo scritto per me, personalmente per me, e sarebbe rimasto probabilmente per sempre in un cassetto, perché è dedicato alla ragazza di allora, che poi è diventata, per fortuna mia moglie, però era un momento in cui avevamo litigato, ci eravamo lasciati. Pertanto, insomma, pensavo di averla perduta per sempre, ed essendone così tanto innamorato, scrissi questa canzone proprio che fosse un momento mio, ecco, che non avrei voluto, del quale non avrei voluto far partecipe nessuno. È finito a Sanremo, è diventato uno dei tuoi grandi successi. Sì, no, perché appunto dopo ci siamo rimessi insieme con questa ragazza, e allora a quel punto ho pensato che la canzone valesse la pena che fosse pubblica ormai, perché non era più così simbolica per me, ecco. E quindi sarei andata a cantarla, diciamo, con questo stato d'animo, e sicuramente avrei probabilmente aiutato lei, che già di per sé doveva stravincere quel festival, appunto probabilmente a vincerlo. E per me sarebbe stata una grande gioia, perché Milva non l'ha mai vinto e penso proprio che invece lo meritasse. Assolutamente sì, quindi un omaggio a Milva. Adesso questa canzone ti devi accontentare di cantarla con me. Tranquilla, va benissimo. Don Bachi e Daphne in Canzone. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo, mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore.
Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nella più bella sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo, mentre vanno verso il mare alla fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stan segnando il mio dolore. Bravissima, molto brava. Grazie. Cioè, questa canzone ha bisogno di una grande vocalità, ecco, ovviamente a te non manca. Cioè, è una delle versioni veramente che è cantata con moltissima passione. Grazie. E quindi va benissimo, insomma, io sono felice. Fossi andata a Sanremo tu con Milva, probabilmente lo avreste vinto, sicuramente, perché avete due bellissime voci e quindi... Grazie, è veramente un onore sentire questa cosa, mi sta colando il trucco, Va bene, tutto a posto, tutto a posto. Allora, facciamo così, perché il turco insiste, dice quando riusciamo a strappare Don Baghi ai suoi impegni dobbiamo fare in modo di sfruttare l'occasione, perché tu hai scritto tantissime belle canzoni, poi voi ovviamente rimanete lì perché più tardi vi faccio sentire anche un'altra chicca che mi ha dato la possibilità di cantare, perché interpreterò proprio un tuo brano. Le scegli tutte... Le scelgo tutte proprio difficili. Beh sì, con lanternino, insomma, con lanternino. Ma questa è colpa del turco.
Disponibilità, per la carineria, per la gentilezza che hai Grazie dimostrato. dell'invito, grazie a te. Veramente è stato un onore conoscerti, intervistarti e averti soprattutto nel Daphne and Friends. Grazie. Grazie. A te e arrivederci a tutti alla prossima occasione. Grazie, grazie Don Bachi! Siamo arrivati alla fine del Daphne and Friends. Anche alla fine, sì, è volato, il tempo è volato, veramente, sono molto contenta e proprio grazie a Don Bachi ho avuto la possibilità di cantare questo suo brano. Lui dice un brano difficile, è vero, ed è con questo brano che si intitola Fine che chiudiamo questo Daphne and Friends prima dei ringraziamenti, dei saluti e della sigla finale. Ho presentato questo brano durante l'intervista che abbiamo fatto, che ho condotto con Don Bachi, che vi ricordo potete trovare sul canale di Mille Voci, per ascoltare parte, come dice lui, della sua storia. E quindi è con onore e con piacere che vi presento Fine. Seppure è stato un sogno lieve, un bel sogno bianco come neve, non andar via, 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 non andar via, 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 che se soffrissi solo per un sogno vorrebbe dire che di te ho bisogno, eppure mentre scorri tra le dita un sogno ormai diventa la tua vita. Non andar via, 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 non andar via, via, via. Stringo forte gli occhi, resta ancora un minuto, non ti chiedo un'ora, non andar via, 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 non andar via, via, via. Ma ecco già sparisce il tuo bel viso, resta soltanto l'ombra di un sorriso.